con nuotatori trentini. Secondo argento in 2:08:53 Leonardo Bardin, Idros. Bardin alla seconda posizione, alla prima posizione first and gold medalist representing South Africa, 24.60 new competition record, Michael Meyer. Questa volta li ringraziamo un po' meno, gli atleti non puntualissimi in zona podio. Ringraziamo invece Stefano Cerchier per aver effettuato queste premiazioni. Alex Barrutti 3:05:84 per aggiudicarsi la serie numero 3. Attenzione, c'è l'annuncio squalifica, l'atleta in corsia 7 Giulio Fantin è stato squalificato per falsa partenza. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to feel. Taking it too easy, that's the way you feel. It's a story from A to Z. You wanna get with me, you gotta listen carefully. We got them in the place to lock it in your face. She done, she like MC, you locked it on an easy beat. Looking dumb for free, she's a real lady. And after me, how do you say? Tell me body down and wine it's all around. Tell me body down and wine it's all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking it too easy, that's the way it is. If you wanna be my lover, you gotta In acqua c'è la serie numero 2, 200 run esordienti a maschi. Presentiamo gli atleti protagonisti della serie numero 1. In prima corsia partirà Mattia Giron Rossai, in 2 Giacomo Salvadego Sporting Clernoale, in 3 Edoardo Rossi CSS, in 4 Franco Liuel Natale Gemonna Nuoto, in 5 Angelo Comunello Rossa, in 6 Francesco Vicentini Stie Libero, in 7 Alvise Zanona Aquapolis, in 8 Alessio Andrea Serraglio Leosport.
Marco Tarzariola 3:03:44, a un centesimo 3:03:45 Luca Carli. L'unica cosa che dobbiamo fare è avere il tempo da poter organizzare. Carica Omar. Tempo 109, ma tutti al minuto qualche secondo di caratteristiche. Le gambe per capire se si viene nel buono. Inizia in diretta. Cambio pausa. In acqua c'è la serie numero 1 dei 200 run esordienti a maschi, il record della manifestazione di Marco Menta, 2:50 e 74. Miglior tempo di iscrizione in quarta corsia Franco Natale, atleta del 2003, sono tutti atleti 2003 ad eccezione di Mattia Giron, classe 04, che nuota in prima corsia. Situazione alla virata dei 50 con Visentini 37,75, Coronello 38,83, Rossi 38,94. Virata di metà gara, passaggio ai 100 metri, Francesco Visentini 42,39 sui secondi 50 metri. Angelo Comunello 42,99, Alvise Zanon sale in terza posizione dalla settima corsia 43,85. E siamo alle fasi conclusive con Visentini in sesta corsia, ancora in prima posizione, è lui che si aggiudica questa prova, 2:47,51, ottiene il nuovo record della manifestazione. Angelo Comunello in seconda posizione, 2:49,22, Alvise Zanon in terza posizione con 2:50,40. Questo è l'epilogo dunque della rana maschile esordienti A. Voltiamo pagina, passiamo alla rana femminile ragazze. Sono 4 le serie previste. Possiamo andare? Possiamo andare? Vai.
Take your mark. Hai fatto il tuo capello qualcosa? Ma ho un po' la fame. Potrebbe ancora la cannella, quando vi arriva la cannella sempre 200. No, durante questo anno sempre quando non te lo dico poi a 70 anni Nobody wants to see more, so more than one shake your shot. If you want to shake this, what I get. A little bit of me, so some hard, because I'm not going to just stop my heart. When I get shot, I know what the doctor, when I'm not cooperating, when I'm not cooperating. You ain't get small, it's not the lady, because I'm not cooperating, I know that you got to stop me, baby, what your husband talk about, it's complicated. So the FCC don't let me be, let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV. Attento normale, piace che sono Sofia Bissesti 2:54:10, tempo con cui si aggiudica la quarta serie 200 rana ragazze. Take your mark. Dopo dico, bisogna chiedere al DJ She-Wolf di David Guetta. You know what I have to make the difference here? You just so paradise, girl. That's why you don't believe alive and put the second shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up. We try to make it slow, but we still take control. And we try to make it go, but we still don't want to stand up crazy. Anto, troppi pure in onda.
Nothing's progress if you can make it last. Watch, just lose control. Every time you agree on taking it slow. You got the beat, no damn. Cause fools and lust could never get enough of love. So when I love you, get it. Taking up, feeling them all on your head. First, just trying to get you to listen. You met each other, had to come on to listen. You yell, I yell, everybody else got to you. I said, who the hell, what the hell is going down? Too much to convict me, kill them with the sound. Arianna Casarotto 209. Attendiamo i risultati di questa serie. Dunque dovremmo averli. Arianna Casarotto 2:53,48. Tutti gli altri risultati sono sul tabellone elettronico di questa serie numero 3. Penso di sì. Take your mark. Attenzione, c'è un annuncio squalifica relativo alla terza serie. L'atleta che ha votato in corsia 2, Michelle Feltrin, è stata squalificata per nuotata irregolare. Wild boys are calling on their way back from the fire. Surrender to you and just out on the line. Wild boys falling fire.
Emma Orian 1:23:42 il suo passaggio davanti ad Alessia De Luca 1:23:63. Presentiamo le atlete della prima serie 200 run ragazze. In 1 Clarisse Granziera San Vito, in 2 Beatrice Mascotto Acquapolis, in 3 Valentina Morassutti Magnago Nuoto, lane 4 Hanim Abrahams South Africa, in 5 Laura Mazzotta Idros, lane 6 Fatma Sude Ildiz Turkish Team, in 7 Giada Droghetti Padova Nuoto, in 8 Francesca Finotto Idros. Alessia De Luca 2:51:64 si aggiudica la serie 2 davanti ad Emma Oriana che chiude seconda 2:51:74. Alla partenza già presentata la prima serie. Take your mark. In acqua abbiamo la serie numero 1, record della manifestazione Kelly Lian Feiron 2:37:61, competition record 2:37.61. Miglior tempo di iscrizione in corsia 4, gialla centrale Hanim Abrahams per il Sudafrica 2:35:72. Al suo fianco Laura Mazzotta, anche lei corsia gialla, numero 5, atleta classe 02. Abrahams 36:25, Mascotto in seconda posizione dalla corsia 2, 37:17, e poi Fatma Sude Ildiz 37:57 in terza posizione. Ricordando che la prossima gara sono i 200 run ragazzi maschi e saranno 5 le serie previste. Ci avviciniamo alla virata dei 100 metri, Abrahams in 4, Ildiz in sesta corsia. Abrahams 42:10 i suoi secondi 50 metri, Ildiz 41:32 i suoi secondi 50, Mazzotta Laura in corsia 5 41:68. Hanim Abrahams 1:58:88 i 150, 40 e 53 i terzi 50 metri, Fatma Sude Ildiz 41:30, Laura Mazzotta 41:95. Record della manifestazione, ricordo essere 2:37:61 con Hanim Abrahams ancora in prima posizione, lotta apertissima alle sue spalle per le medaglie d'argento e di bronzo. La vincitrice Hanim Abrahams chiude in
37,94 per pochi centesimi, non è il primato, è comunque vittoria per lei. Seconda è argento Fadba Sule Ildiz 2,42,86 e poi per la terza posizione c'è Laura Mazzotta dalla quinta corsia 2,43,35. Take your mark. The final and still we stand tall. Just maybe they see us and work on us with so many lights to go. And things will be fine. So much we all get to show. Si conclude la serie numero 5 con Cristian Valerio 2,46,33 dalla sesta corsia. Take your mark. And the sun begins to fade. Still have time to figure out how to chase my blues away. I'm gonna learn it all.
And I'll find that feeling down. I need a man who'll take the chance. Love at first kind of Intanto ricordo che al termine della gara dei 200 run assoluti maschi effettueremo le promozioni del dorso, quindi al termine 200 run assoluti maschi tutte le premiazioni dei 50 dorso in tutte le categorie, effettueremo 6 premiazioni. Federico Rian 2:38,18 si aggiudica la serie numero 4. Take your mark.
Matteo Micheletto 2:33,20 si aggiudica la serie numero 3. Take your mark. Ahora è chiaro, io la metto a mano tutta sopra e piazza. Si conclude la serie numero 2 dei 200 rana ragazzi maschi. Lorenzo Con 2:31,32 se la aggiudica. Presentiamo gli atleti che parteciperanno alla prima serie in corsia numero 1 per l'anno 2002, criteria di quest'anno italiano nei 200-400 misti Luca Collot. In 2 Gabriel Brustulli Sogeis, in terza corsia anche lui medagliato ai criteri di Riccione nei 100 rane 200 misti Tobia Svaldi Antares Nuoto. 4 Michael O'Lee South Africa, in 5 Danush Suresh India, in 6 Leonardo Vendraminetto Piave Nuoto, 7 Matteo Mazzurana Rosà, in 8 Enrico Capodaglio Padova Nuoto. Take your mark. In acqua la prima serie ragazzi maschi, record della manifestazione di Paolo Casari, edizione 2015, 2:26,37. Michael O'Lee 31,64, il suo passaggio ai 50 metri, atleta in corsia 4, accreditato del miglior tempo di iscrizione, 2:20,59.
Virata dei 100 metri, Michael Oli 1.08 e 36-72 suoi secondi 50, Danush Suresh in seconda posizione 37-77, Gabriel Brustulli Sogeis 38 e 41 in terza posizione. Durata dei 150 Michael O'Leary 37-19, Danush Suresh 38-53, Gabriel Brustulli 38-24, invariate le prime tre posizioni di questa serie 1 200 rana ragazzi, ricordando che successivamente ai blocchi partirà la terza serie 200 rana femminili. Siamo alle ultime bracciate per Michael O'Leary, il record è 2.26 e 37, 2.22 e 10, new competition record, Michael O'Leary 2.22.10. Danush Suresh in second position 2.27.26, Gabriel Brustulli 2.29.02, conclude in terza posizione. Possiamo andare? Vai, io. Take your mark. Sì, chi deve stare in acqua. Davide Tonini, Gesti Sport, può ritirare il suo tesserino federale qui in postazione. Davide Tonini, Gesti Sport.
Lucrezia Rossi 2:53:23 si aggiudica la terza serie femminile. Siamo sempre controllosi. Vai. Take your mark. Andate in pausa? In acqua abbiamo la seconda serie 200 rana femminili, presentiamo la prima serie dei 200 rana femminili in corsia numero 1 per l'anno 2001 ai criteri di quest'anno. La medaglia d'oro nei 50 rana Matilde Cerchier, Piave Nuoto. In 2 parte Alessia Claudia Schiavinato, Idros. In 3 Rita Soldati, Sport and Fitness. In 4 Serena Mometto, Rosa. In corsia numero 5 per l'anno 2000 ai criteri di quest'anno la medaglia d'oro nei 100 rana Alice Quargentan, Gesti Sport. In 6 Giulia Pecorino, Antares Nuoto, Lane 7 Buse Almar, Turkish Team. In 8 Vanessa Andretta Nottoli, Nuoto 74. Sara De Mattei in 4, Veronica Carli in seconda corsia. Veronica Carli 2:44:20 si aggiudica questa seconda serie davanti a Sara De Mattei 2:44:74. Take your mark. In acqua la serie numero 1 dei 200 rana femminili, record della manifestazione di Justina McFarlane 2:37:24, edizione 2015. Miglior tempo di iscrizione Serena Mometto in corsia 4 2:32:66, Mometto classe 93, in corsia numero 5 gialla centrale Alice Quargentan classe 2000,
secondo miglior tempo di iscrizione. Situazione alla virata dei 50 metri con la Mometto 34,87, Matilde Cerchiere, più giovane, classe 01, sfrutta la sua velocità di base 35,53, Giulia Pedorini in terza posizione 35,57, Alice Guargentani in corsia 5 ha vinto il titolo italiano giovanile allo stadio del nuoto di Riccione nella gara dei 100 run. Serena Mometto 1:13,85 il suo passaggio, 38,98 i suoi secondi 50 metri. Matilde Cerchier 40,37, Giulia Pegorin 40,89. Sometimes I believe the time you should know I can fly higher, I can go low. See, I got a million tomorrow, I don't know. Decisions as I go, to anywhere I go. Sometimes I believe. Serena Mometto 40,54, Matilde Cerchier 41,65, Giulia Pecorin in terza posizione 42,70, invariate le prime tre posizioni alla virata dei 150, il record della manifestazione 2:37,24. Serena Mometto in corsia numero 4, saldamente al comando in questa prima serie, si aggiudica la vittoria dei 200 rana femminili in 2:34,97, quindi cade un altro record della manifestazione, a timbrarlo Serena Mometto. Matilde Cerchiere dalla prima corsia è seconda con 2:39,34 e poi Giulia Pegorini in terza posizione 2:39,96. Prossima gara sono i 200 rana maschili, 3 le serie previste alla partenza, la terza serie. Poi passiamo ai 100 dopo. Thank you, Mark. Sì. Attenzione, c'è un annuncio squalifica relativo a questa prima serie appena conclusa. L'atleta in corsia 4, Serena Mometto, è stata squalificata per virata irregolare e quindi a vincere i 200 rana femminili è Matilde Cerchiere con 2:39,34. Seconda sale Giulia Pegorin con 2:39,96 e sale in terza posizione Rita Soldati con 2:41,51. Questo dunque l'epilogo della rana femminile con la squalifica di Serena Mometto. Cambia il podio, la vincitrice Cerchier, seconda e terza Pegorin e Soldati. Adesso ci al termine e poi quando finisco non siamo anche Attenzione, io ricordo per quanto riguarda le premiazioni dei 50 dorso verranno effettuate al termine dei 200 rana maschili, quindi tra due serie effettueremo le premiazioni dei 50 dorso e a seguire anche le premiazioni dei 200 rana, quindi
Invito gli atleti a presentarsi per tempo in zona pod al termine dei 200 rana maschili, premiazioni dei 50 dorso e a seguire premiazioni anche dei 200 rana. Tanto si conclude la serie numero 3 con Kevin Paul 2.27 e 47. Thank you, Mark. Allora già In acqua la seconda serie. Al termine di questa seconda serie vi presenteremo i protagonisti della prima serie dei 200 rana maschili. Ultime bracciate di questa seconda serie che si conclude con Tommaso Toniolo dalla seconda corsia 2.23 e 55. Noi proseguiamo con il presentare gli atleti della prima serie 200 rana maschili. In corsia numero 1 parte Pietro Cirillo, Piave Nuoto, in 2 Gabriele Pluna, Sport and Fitness. In corsia numero 3 per il centro sportivo Carabinieri, ha vinto in carriera 10 titoli italiani assoluti, campione assoluto in carica dei 200 rana, ai recenti campionati europei di Londra il bronzo sempre dei 200 rana, convocato per i giochi olimpici di Rio, Luca Pizzini. Al suo fianco in quarta corsia per il centro sportivo Esercito è il primatista italiano dei 100 rana con 59-42. In carriera ha vinto 19 titoli italiani assoluti. È stato finalista olimpico, campione europeo e mondiale di vasca corta, 3 titoli europei in vasca lunga, 2 argenti ai campionati del mondo. Fabio Scozzoli. Al suo fianco in corsia numero 5 per il Sudafrica, specialista della rana, qualificato per i prossimi giochi olimpici di Rio, Jared Kraus. In corsia 6 per il Sudafrica, Alaric Basson,
in 7 per l'India Prema Likit Selvarai e in 8 per la Ragnantes Trieste Christian Vidali. Anche qua dopo. Take your mark. Allora siamo in acqua con questa prima serie, il record della manifestazione dell'atleta in corsia 3 ottenuto l'anno scorso Luca Pizzini, 2, 13 e 21. Pizzini che agli europei di Londra ha vinto la medaglia di bronzo, in quell'occasione 2, 10 e 39, rappresenta il suo primato personale che è la quarta prestazione di sempre in Italia. Jared Kraus 30 e 28, Fabio Scozzoli alle sue spalle in seconda posizione 30 e 57, Scozzoli specialista delle gare dei 50 e dei 100, gare che l'hanno portato alla medaglia d'argento ai campionati del mondo di Shanghai e ai titoli europei vinti in carriera. Fabio Scozzoli per il centro sportivo Esercito, Pizzini per il centro sportivo Carabinieri. Jared Kraus per il Sudafrica 1.04 e 22 ai 100 metri, 33 e 94 6 secondi 50. Luca Pizzini 35 e 55. Eric Basson sale in terza posizione con 36 e 31. Jared Kraus in corsia 5, specialista delle gare della Rana, ottimo duecentista del Sudafrica, così come ottimo duecentista naturalmente Luca Pizzini, nato e cresciuto proprio qui nella regione del Veneto. La sua società civile, la ricordiamo, Fondazione Bentegodi, società civile di Fabio Scozzoli, Imola Nuoto. Jared Kraus 34 e 13 sui terzi 50, Pizzini 35 e 11, Scozzoli sale in terza posizione 36 e 43, ricordo il record della manifestazione è 2, 13 e 21 di Luca Pizzini, nuotato qui nella vasca di Treviso nell'edizione 2015. Jared Kraus al comando dall'inizio alla fine, si aggiudica questa prova dopo l'argento dei 50 questa mattina, vince i 200 con 2, 12 e 80, si è confermato, è il nuovo primato del meeting. Jared Kraus. Luca Pizzini è secondo in 2.16 e 18, Fabio Scozzoli è terzo in 2.20 e 68. Applausi per questi grandi campioni. Fabio Scozzoli, Luca Pizzini e il vincitore con il nuovo primato Jared Kraus. Prossima gara sono i 100 stile libero esordienti a femmine, 11 serie previste. Intanto invitiamo Fabio Scozzoli e Luca Pizzini qui in postazione per un veloce saluto al pubblico di Treviso. Fabio Scozzoli e Luca Pizzini. Qualifichiamo, la proposta c'è. Penso il turno di riserva. No, tutto confermato. Noi proponiamo. Era andato in pausa, si era solo Non si dice, ma penso di aver capito. No, quando vai in pausa. Erano 18, avete una possibilità adesso. Devo andare? Take a mark. E allora siamo qui con Luca Pizzini e Fabio Scozzoli, naturalmente il periodo è in piena preparazione per questi ragazzi. Allora, come prima cosa vi chiedo come state, come vi sentivate
questa gara qui a Treviso dei 200 rana, partendo da Luca Pizzini? Beh, in acqua adesso siamo in preparazione con le Olimpiadi, quindi è normale non trovarsi tanto bene. Però gareggiare sempre qua con questa atmosfera, con tanti ragazzi, è sempre molto bello. Eh sì, perché naturalmente qui in Veneto tu giochi in casa perché la tua società è la Fondazione Bentegodi, quindi davvero una bella emozione gareggiare davanti a questo pubblico meraviglioso. Sì, è veramente bello con tutti i ragazzi e gli ex nuotatori anche ho ritrovato qua, quindi è molto bello. Passate da Fabio Scozzoli, anche a te chiedo come stavi in vasca, sicuramente 200 la tua gara preferita, ti chiedo come ti sentivi e come procede la tua preparazione per i prossimi impegni. Io diciamo che 200, come hai detto tu, non sono la mia gara prediletta, quindi ero un po' pietrificato, però è sempre un ottimo allenamento e come dice Luca è un piacere venire qua in mezzo a tutti questi ragazzi, pubblico molto caloroso, quindi la mia preparazione più o meno coincide come tempi con chi va alle Olimpiadi. Io farò i campionati italiani non essendomi qualificato, quindi è un periodo di lavoro. Lasciamo partire la serie successiva, poi ancora un ultimo saluto al pubblico di Treviso. No, chiedo scusa, non dovrebbero essere pronti, allora a Fabio chiedo un consiglio ai ragazzi. Tu hai avuto momenti di grande successo, anche momenti di difficoltà purtroppo, ti chiedo magari un consiglio a questi ragazzi ancora molto giovani, cosa puoi dire da grande campione quale sei? Ma che come nei momenti di più grande successo, come quelli più difficili, non bisogna lasciarsi trascinare né dalle emozioni troppo positive né anche da quelle troppo negative, quindi cercare di rimanere sempre coi piedi per terra, mantenere la voglia di fare, la voglia di nuotare, la voglia di allenarsi, divertirsi e quindi lasciarsi guidare solo da quello che si fa tutti i giorni, cioè stare in acqua, in mezzo ai propri amici, divertirsi, e questa è la strada giusta. Allora li ringraziamo e facciamo un grandissimo applauso Fabio Scozzoli e Luca Pizzini, grazie davvero. Adesso ti spiego. Possiamo andare avanti visto che ne abbiamo solo 78 da fare adesso. Ferme. Take your mark. 71 serie di 100 stile o 73? 73 O 72? No, 73, non si parla meglio in questo caso. Intanto io invito in zona podio gli atleti e le atlete che devono essere premiate nella gara dei 50 dorso, attese in zona podio. Intanto Veronica Zecchinato si è libera, può ritirare il suo tesserino qui in postazione. Veronica Zecchinato.
Ma se non mi vede... Ferme qua ragazze, qua. Ferma qua. Ragazze, ferme qua. Ferme da, ferme. Ferme e non parlate. Take your mark. Deve richiamare tutti i premiati del dorso. Che se non Ancora con urgenza in zona podio Negrisolo, Scartezzoni, Enache, Aslan, Zanghellini, Roccasecca, Preto, Cecchin, Ambrosi, Peron, Bianchi, Menegaldo, Serafin, Rebusco, Mason, Ceccon, Papa, Turrini. Invito questi atleti con urgenza in zona podio per le premiazioni dei 50 d'orso. Al termine delle premiazioni 50 d'orso proseguiremo con quelle dei 200 rana. Siamo giusti. Ora cosa dovevamo cominciare? Questo. Sì. Siamo in acqua con il settore femminile esordienti A dei 100 stile libero. Si conclude in questo momento la serie numero 9 con Rachele Caldara 1:14:57. Ok, vai. Dai ragazzi. Ma questo sono 60. Take your mark. Tutto 100 studenti. Per sapere se ci sono gli atleti per iniziare le premiazioni. Il 50 d'orso, se c'è qualcuno iniziamo. Vai pure, posso andare allora ad orso, aspetto che partono e poi andiamo. Devono pensare. Io ho una possibilità Bracciate conclusive della serie numero 8. Asia Arstegani 1:15:38 si aggiudica la appunto serie 8, la partenza alla settima. Apri lo spritz. Per fare una pausa, Take your mark. E allora noi andiamo in zona podio per effettuare le premiazioni dei 50 d'orso in compagnia di Stefano Cerchiara, dirigente Natatorium Treviso, presidente Arca e fondatore Idros. Premiazione 50 d'orso esordienti a femmine, terza e bronzo Elisa Enache, Sporting Club Noale. Seconda argento per la Leo Sport, Lucia Scartezzoni.
E prima vincitrice in 35-88 per l'Acquaria Vicenza, Francesca Negrisolo. Questo è il podio del dorso femminile esordienti A con Negrisolo, Scartezzoni e Nache. Si conclude la serie 7 con Giulia Meotello 1:11:91 dall'ottava corsia. Facendo una media di 1 minuto e 15 per tutti e 5-7 minuti. Quindi alle 8:30? No, 9 minuti. Take your mark. Premiazione 50 dorso esordienti a maschi, terzo e medaglia di bronzo per l'H-Team Andrea Roccasecca. Secondo e argento per il piave nuoto Jonathan Zanghellini. First and gold medalist representing Turkey 31.45 Hicip Aslan. Roccasecca al bronzo, Zanghellini all'argento, il vincitore Hicip Aslan. Io domenica ho il programma che è sempre bello una seriata. È una gara molto importante. 4 ore di lavoro in piscina. Domenica c'è un impegno che non posso. Si conclude la sesta serie dei 100 cerebro esordienti A. Aurora Zanin 1:13:37, meglio di lei Laura Caser 1:13:11. Ti sostituisco. Take your mark. Premiazione dei 50 dorso ragazze. Terza e bronzo Kuma la sua società Chiara Ambrosi. Seconda argento per la rappresentativa rosà Giulia Cecchin. E prima è medaglia d'oro vincitrice in 30:61 per l'Aerosport Giorgia Preto. Vi ricordo come sempre il sito della Federazione Italiana Nuoto Veneto www.finveneto.org sul quale potete trovare risultati in tempo reale, start list e servizio streaming offerto dai ragazzi Sightland www.finveneto.org. Si conclude anche la quinta serie femminile con Giulia Brigato 1:09:60. Posto? A posto. 5, 7, 1, 3, 6. 5, 6, 5, 7. Sì, dai, mezz'ora qua, io io. 3 assente. Take your marks. Che fa il verso? Premiazione 50 dorso ragazzi maschi. Terzo e medaglia di bronzo Lorenzo Menegaldo Idros. Secondo e argento Sport and Fitness la sua società Sebastiano Bianchi. E primo e medaglia d'oro vincitore in 28:03 per la Sporting Club Noale Francesco Peron.
In acqua c'è la quarta serie dei 100 stile libero esordienti a femmine. Doveva piovere oggi, è qua. Domani piove qua. È da ieri che vengono chiuso per Gaia Bononi dall'ottava corsia, 1.08 e 17 per aggiudicarsi questa quarta serie. 8, 6, 5, 8, 7, 6, 5. Erano là. Salire. Take your mark. Premiazione 50 d'orso assoluti femmine, terza e bronzo Gabbiano la sua società Giorgia Mazzon. Seconda e argento per la Sogeis Swim Team Giulia Rebusco. E prima e vincitrice San Vito la sua società 31 e 38 il suo tempo Valentina Serafin. E dunque Serafin la vincitrice, Giulia Rebusco la attendiamo sul secondo gradino e terza è Giorgia Mazzon. Si conclude la terza serie. Francesca Negrisolo dalla quinta corsia se la giudica in 1.07 e 19. Take your mark. Prossima premiazione, quella dei 50 d'orso assoluti maschi, terzo medaglia di bronzo per i nuotatori trentini Nicola Piermaria Turrini. Secondo e argento per l'Idros Alessandro Papa. E primo e vincitore col tempo di 27-28 per l'Aereo Sport Efrem Ceccon. Questo è il podio completo del dorso maschile, Ceccon, Papa e Turrini. Noi presentiamo la prima serie, i blocchi della 100 stile libero esordienti a femmine. In 1 Laura Mion, Spartic Lennoale, in 2 Martina Corda, Natatorium Treviso, in 3 Laura Franchin, Centro Nuoto Le Bandie, in 4 Francesca Maria Sperotto Arcatim, in 5 Sofia Sartori Leo Sport, Lane 6 Azzurro di La Oguz Turkish Team, in 7 Jennifer Parolin Rosà, Lane 8 Noemi Akaya Turkish Team. Giorgia Bartolomei intanto 1.06 e 13 per vincere la seconda serie. 10. Take your mark. Intanto io invito in zona podio anche le atlete premiate per quanto riguarda i 200 rana: Togni, Previtali, Castiglioni, Visentini, Comunello, Zanon, Alba Rams, Hildiz, Mazzotta, Oli, Suresh, Brustulli, Cerchier, Perorin, Soldati, Kraus, Pizzini, Scozzoli. In zona podio al termine di questa prima serie partiremo con le premiazioni della rana. Sofia Sartori 31-12, Laura Mion 31-17, Azzurre di Laguzze 32-13, record della manifestazione di Matilde Modolo 1-04 e 66.
Siamo alle ultime bracciate, Sofia Sartori in corsia numero 5. Sofia Sartori per la Leo Sport si aggiudica questa prima serie in 1:04:28. Va a scrivere ancora una volta il suo nome nell'albo della manifestazione perché ottiene il primato del meeting. Laura Mion è seconda in 1:05:74, Sudevila Luz è terza in 1:05:94. Roberto. Thank you, your mark. Roberto, parto con la rana, quindi. Vai tranquillo. Non so dici chi è che aspetta. Allora andiamo in zona podio con la premiazione 200 rana esordienti a femmine. Terza e bronzo per la Gessi Sport Giulia Castiglioni. Seconda e argento Sport and Fitness Alessandra Previtali. E prima e medaglia d'oro vincitrice per l'Aquatic Center col tempo di 2:49:46 Ilaria Togni. E dunque Ilaria Togni con 2:46:46 primato del meeting. Con lei sul podio Previtali e Castiglioni. Thank you, your mark. Andiamo in zona podio, anticipiamo ora la premiazione dei 200 rana assoluti maschi. Terzo classificato e medaglia di bronzo in 2:20:68 per il Centro Sportivo Esercito Fabio Scozzoli. Secondo argento in 2:16:18 per il Centro Sportivo Carabinieri Luca Pizzini. First and gold medalist 2:12.80 new competition record South Africa Jared Kraus. Adesso anticipiamo ora. Li attendiamo in zona podio Kraus, Pizzini e Scozzoli. Sì, la sapevo. Intanto Luca Carli 1:08:37 per aggiudicarsi la nona serie. Thank you, your mark. Premiazione 200 rana esordienti a maschi. Terzo e bronzo per l'Aquapolis Alvise Zanon. Secondo argento della rappresentativa rossa Angelo Comunello. E primo e medaglia d'oro con il nuovo primato del meeting 2:47:51 per lo stile libero Francesco Visentini. Serie 8.
Ottava serie? Ottava serie. C'è il corsia esordienti maschi. Corsia 2. Corsia 2 falsa partenza. Sono ancora mi ha chiesto andato all'acqua del tessuto in acqua. Alessandro Barato 1.07.60 si aggiudica la ottava serie. Attenzione, c'è l'annuncio squalifica, l'atleta in corsia 2 Alessio Marchetti è stato squalificato per falsa partenza. Thank you, your mark. Premiazione 200 rana femminili, categoria ragazze, terza medaglia di bronzo in 2.43.35, Laura Mazzotta, Idros. Second and silver medalist representing Turkey, Sude Hildiz. First and gold medalist 237.94 representing South Africa, Hanim Halberhas. Hanim Abrahams, vincitrice di 200 run ragazze, seconda Fatma Sude Hildiz, terza Laura Mazzotta. Bracciate conclusive della settima serie esordienti a maschi, 1.10.44 per Davide Udeschini. Me l'hai fatto fare pallavolo. Via dal blocco! Via dal blocco! Corsia 3, staccarsi dal blocco. Thank you, your mark. Premiazione 200 rana ragazzi maschi, terzo medaglia di bronzo per l'Asso Jace, Gabriel Brustulli. Second and silver medalist, Swimming Federation of India, Danush Suresh. And first and gold medalist representing South Africa, new competition record 2:22.10, Michael O'Leary. Mentre attendiamo Danush Suresh sul secondo gradino, abbiamo il vincitore con il primato Michael O'Leary, il terzo classificato Gabriel Brustulli. Riccardo Cedron 1.05.71 si aggiudica la sesta serie. Sul podio me le medaglie. Via le mani. Grazie. Thank you, your mark. Comunque complimenti lo hanno, hai una tenuta stagna di Infatti, mamma mia, stamattina.
Premiazione 200 Rana a salute femmine, terza e bronzo per lo sport e fitness Rita Soldati. Seconda argento per l'Antares nuoto Giulia Pegorin. E prima medaglia d'oro vincitrice in 2:39 e 34 per il Piave nuoto Matilde Cerchier. Alessio Serraglio 1:04 e 16 si aggiudica la quinta serie. Ripetuta partenza, ripetuta. E dunque a causa di un problema tecnico naturalmente la partenza verrà ripetuta. A causa di un problema tecnico al sistema dello starter la partenza verrà naturalmente ripetuta. Prova. Prova, prova. 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 Prova, prova. Cosa? Ma possibile mai che ti riesci a fare più no, più volte per bloccare? No, puoi schiacciato fino a 10 secondi. Ho capito, ti fai la nave invece spingi Ragazzi, a giornale ho detto il wifi, ho detto ce l'abbiamo anche noi, ma non. Quanti qua da sto cosa? Faccio sedere ragazzi, ci siamo. Prova. 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 Scusa. Prova. Le foto dove le trovo? Dammi un indirizzo che te mandano in qualche maniera. So. Sì, Miguel, ho il direttore, ma mi fa una selezione molto discreta. Magari ti metto foto. No, io volevo le mie lì con sì, e metti caso che dammi un indirizzo, no? Sì, una mail. Io te le mando in naso. Sia. Cioè, è uno scritto. Un foglio, no? Scusate uno. Se mi scrivi anche il tuo scrive. sì, ma non si mette in contatto e porta la mia vita. Aspetta, sta partendo. Thank you, Mark. Sì, io dopo tu mi dai l'indirizzo del questo è mio. Sì, sì.
Ma poi comunque pubblicate qualcosa sulla pagina, un aviso sul magari te le salta, sai niente, magari le salta, non lo so. E poi io le vedo molto Alberto Parolino 1.04.76 per aggiudicarsi la quarta serie. Perché gli altri non sono stati Take your mark. Sì, sì. Dopo basta vedere questo che poi fa Jacopo Bianco 1.04.48 si aggiudica la terza serie. Take your mark. In acqua abbiamo la seconda serie e presentiamo gli atleti della prima serie. 100 stile libero a maschi. Lane 1 Yagit Sefe Ari Turkish Team, in 2 Davide Schiattino Piave Nuoto, in 3 Edoardo Latifondi Rossa, Lane 4 Yagit Aslan Turkish Team, in 5 Andrea Pestrin stile libero, in 6 Nea Valotto Ranazzurra, in 7 Davide Ponterollo Aquavolis, Lane 8 Anza Yarut Turkish Team. Ultime bracciate di questa seconda serie, 100 stile libero esordienti a maschi, se la giudica dalla quarta corsia William Micillo 1.01 e 97, va al comando della classifica provvisoria in attesa naturalmente della prima serie. Take your mark. E allora seguiamo questa prima serie esordienti a maschi, record del meeting di Michele Marievic 58 e 48. Igit Aslan in corsia numero 4, accreditato nel miglior tempo di iscrizione 56 e 43. Quante serie le prossime femmine? Aslan 27,92 il suo passaggio ai 50 metri, già 1 secondo e 4 il suo vantaggio su Andrea Pestrin 29,32, Edoardo Latifondi 29,57. Igit Aslan la sua
Ennesima grande prestazione, atleta della Turchia qui nella vasca di Treviso, che si aggiudica anche la vittoria dei 100 stile libero in 57 e 25. Atleta categoria esordienti A, grande prestazione per lui, è il nuovo record della manifestazione. Andrea Pestrin, anche lui grande prestazione, 58 e 78, e poi per la terza posizione Edoardo Latifondi, 1:01 e 38. Take your mark. Elis Pittone 1:05:05 per aggiudicarsi la serie 11 100 stile ragazze, alla partenza la numero 10. Guarda che la corsia 3 parte col cartellino al collo. Andiamo per 2. Oggi no. Dovrebbe arrivare Corsia 6. Take your mark. Io ho i piedi dilaniati, da qua in zoom fa male. Io ho cambiato le scarpe, ho messo sul pompe, sono massacrati in questo, cosa fai con queste sono di Trieste, Gloriose. Comunque, io e Davide abbiamo fatto una parte. Io e Davide abbiamo fatto una parte, Francesca De Stefani 1:08:22 per aggiudicarsi la 10ª serie. sai, ha beccato me e Davide, cioè becca qualunque altro di Google se così, non beccare me e Davide. Vai. Take your mark.
Asia Zamberlan 1:07:33 per aggiudicarsi questa serie 9. Take your mark. Alice Renzetto 1:06:71 si aggiudica la serie numero 8. Alla partenza la settima. Per falsa partenza. Poi che andiamo intanto? Sì, vai. Take your mark. Attenzione, c'è un annuncio squalifica relativa all'ottava serie appena conclusa. L'atleta in corsia 4, Laura Tosoni, è stata squalificata per falsa partenza. Ultime bracciate della serie 7. Gioia Mainardi 1:06:65. Take your mark. Sono 225 partenze fatte, 26 con queste. Noi le facciamo in un mattino a Lignano. Al CSI. Siamo avanti a media di 300, circa 380 partenze al giorno.
Si conclude anche la serie numero 6, se la giudica dalla quarta corsia Giovanna Milto con 1.05 e 37 alla partenza, la quinta serie. Take your mark. Ho la intenzione di fare il 100%. Perché non è vero? Se competizione come loro non è la conoscenza, non l'ha portata. Perché dopo non succede che per poco che fai gare che cosa è successo? Dico che poi a parte c'è Claudio che lo sviluppa, lui collabora tantissimo, ma altri i veneziani Abbiamo finito alle 8:30 di sera con mezz'ora di pausa a casa. Aria. Amico Dotti Cancerosis. No, in mezzo. Destra, guarda, sono... No, che mi è arrivato di quel... ancora, la smetti, poi o a destra o a sinistra. Arianna Davide 1.03.60 si aggiudica la quinta serie. Take your mark. In acqua c'è la quarta serie, ci avviciniamo sempre di più alla prima serie dello stile libero ragazzi, dopodiché passeremo allo stile libero ragazzi, dove saranno ben 17 le serie previste per il 100 stile libero ragazzi maschi. In acqua la quarta serie, 100 stile libero ragazzi femmine. Si conclude la quarta, 1.03.74 se la aggiudica Alice Gropp alla partenza, la terza. Io preferivo la ragazza, non il ragazzo. Take your mark. Guarda che dopo se non funziona che metti in conto non hanno mai sbagliato. Io ho visto dall'altra parte. Sì, ma non ha fatto poco. Di maschietti quanto ce ne sono? 10, 11. 17. Non è il numero 17. Si conclude anche la terza serie dello stile libero femminile. Elisa Turco 1.02.61 raccomando la classifica provvisoria alla partenza, la serie numero 2. 17.
Take your mark. Hai visto che funziona? In acqua la seconda serie, presentiamo le atlete della prima serie 100 stile libero ragazze. In uno parte Giorgia Moscon, piave nuoto, in due Alice Montagnier, piave nuoto. In 3 Anna Avogadro, Sport and Fitness. In 4 Alessia Checchi, Sport and Fitness. In 5 Giorgia Pretto, lo Sport. 6 Matilde Lodolo, Hydros. In 7 Lucrezia Bissoli, Sporting Club Verona. In 8 Lucia Menegaldo, Hydros. Si conclude la serie 2 in corsia 5, Benedetta Benacchio 1-0-1-91 a comanda classifica provvisoria alla partenza la prima serie. Take your mark. In acqua la serie numero 1, 100 stile libero ragazze, record della manifestazione di Sara Gusperti 59 e 57, miglior tempo di iscrizione, corsia 4 Alessia Checchi, classe 02, 60 e 32, corsia 5 anche lei classe 02, corsia gialla, 1-01 e 32 il suo tempo di iscrizione, ma siamo già alla virata dei 50 metri con Matilde Lodolo dalla sesta corsia 29 e 33, Alessia Checchi 29 e 74, Giorgia Pretto 29 e 78, miglior tempo al momento la Benacchio con 1-01 e 91, vincitrice serie 2. Passiamo già agli ultimi 25 metri, atleta ancora compatte sulla stessa linea, in 4 la Checchi, in 5 la Pretto, in 6 la Modolo, dovrebbero essere queste le 3 atlete nelle prime 3 posizioni, Modolo, Pretto, Checchi, vediamo l'epilogo che ci dice Matilde Modolo 60 e 59, Giorgia Pretto 1-01 e 17, Alessia Checchi 1-01 e 34. Take your mark. D'accordo, facciamo, mando un messaggio con me. Dunque le premiazioni dello stile libero naturalmente verranno effettuate in chiusura, dopo i 100 stile libero assoluti maschi effettueremo le premiazioni dello stile libero. 17? Corsia 5? No, corsia 5. 17? Sì, corsia 5. Adesso che ci fa? Sì, si dondolava. Partiamo subito. Giulio Articolo 1-0391 si aggiudica la 17ª. Take your mark. Attenzione, c'è un annuncio, squalifica l'atleta che ha nuotato in corsia numero 5, Tommaso Brunelli è stato squalificato per falsa partenza.
Dunque le serie maschili categoria ragazzi abbiamo detto essere 17 complessive, in acqua abbiamo la serie numero 16, dopodiché passeremo ai 100 stile libero assoluti femmine con 14 serie e in conclusione 100 stile libero assoluti maschi con 9 serie. No, dobbiamo fare in modo che per le 8:30 Quindi sono ancora 39 le serie mancanti complessive per chiudere questa giornata, questa prima giornata di gare. Mattia Scotuzzi intanto 60-87 si aggiudica la 16ª. Thank you, Omar. Sì, scusa. Teodor Signari 60-02 si aggiudica la 15ª. Thank you, Omar. Federico Cavasin 60-37 si aggiudica la 14ª, la partenza la 13. Thank you, Omar. Tempo. Ancora un problema tecnico al sistema di starter con la partenza che naturalmente verrà ripetuta il prima possibile. Perché hai schiacciato la luce lì si è accesa, ma non ha suonato, cioè la luce si è accesa. E andiamo? Adesso ti devi aspettare, no? Io basta che spegnersi. Adesso sicuro o no? vai. Salire. Sì. Salire. Salire si blocchi. Thank you, Omar.
Si è accorto e che aveva una grande considerazione. Una volta che hanno cambiato il sistema, cioè che era stato una bibi. Io chiamo il ristorante un attimo. Gustavo Zadon 60 e 26 si aggiudica la 13ª. Prendi your mark. Che dopo tiro dai fatto tempo. Lei qui. Ok? Qui. L'altro. 4, Fassina non c'è allora. Fassina no. Actually, Lane 6. Fattirana, Filippo. 7, Banoni, Diego. 8. Dica anche le staffette. Ali. Infatti, staffette. Ultime bracciate della serie numero 12, 100 stile ragazzi maschi, 60 e 45 se la giudica Emanuele Rossignoli dalla corsia numero 1. Prendi your mark. Sta che la metà si sente poco, vero? 2008, corsia 1, Rinelli, corsia 2, Masini, corsia 3, Lenat, Ah sì, ma no questo. Prova. Salvatore. Saggese, Tirati, Sì. 7, Temporato. Si conclude la serie numero 11 con Davide Griffante 57 e 90, sale al comando della classifica quando alla partenza c'è la 10ª serie. Prendi your mark. No di qua. Le mani in seconda. Mezzo giù, nell'otto, corsia 2, Corcina,
Ultime bracciate della serie numero 10. 59-73 dalla prima corsia, Simone Rec. Thank you, Mark. Oh, ma dopo il tennis che ti hai fatto che mio ero dopo. No. Sul quadro. Due volte amici. Che cose che devo ritirare hanno me. Adesso gli ragazzi hanno me. Ah, ma lo vuoi anche cambiare? Allora proviamo poi un mietico era Se vuoi lo proviamo adesso. No, butta sul microfono, prova. Allora, lei Juan, stay here. Baratti. Va in archivio anche la serie numero 9, 100 stile ragazzi maschi, 57-79, miglior tempo al momento assoluto, Simone Porcari. Thank you, Mark. Pallaro, Angelo Pallaro, Besenzani, corsia 7, Roma, corsia 8. Verso la conclusione anche della serie numero 8, vediamo come si conclude. Filippo Battilana, 57-81 dalla settima corsia. Thank you, Mark. Thank you. Salvador. Bartoli. 4. Salvatore. 5. Mario. 6. Candelano 7. Mazzone 8. Si conclude la serie numero 7, si aggiudica Simone Girardi dalla settima corsia 58-82, si aggiudica Alberto Camillotto dalla prima corsia 58-76. Thank you, Mark.
Comunque se si trova abbastanza non li posso. Se si trova, ai limiti di intervento, noi abbiamo 4 ore. Quello che è in acqua è 5. Sì. Servizio elettrico. In acqua Interruzione. 5 pausa. Si conclude la serie numero 6. Mattia Tonellotto 57 e 40. Senti, Romano? Allora mi sono ripromesso che questa qua per un quarto per un finito. Attention, the swimmer in lane 5, Manav Dilep has been disqualified for false start. Atleta in corsia 5, Manav Dilep è stato squalificato per falsa partenza. Ossia 5. Diretto Manav. Ma dimmi un attimo in inglese. No, stavo pensando a altre cose, scusami. No, di qua. Serie numero 5 maschile che si conclude. 56 e 77, Lorenzo Menegaldo dalla quarta corsia. Senti, Romano? Allora, Mori Martina, sia 2 volatore, 2 impegnato, 4 Atlanta, Bonetto, Io arrivo dall'altra parte, ma no. Strano che serve ci sia colonna, Strano che non ci sia. Dovrebbe essere normale che fosse colonna. In acqua c'è la serie numero 4 dei 100 stile libero ragazzi maschi, ultime bracciate, in quinta corsia Michele Vegro 55 e 75. Da Romeo per andare a Chioggia. Devi farlo, sì. Perché sei andato a fare domenica? Senti, Romano? Me l'ho messo a prendere gli arrivi in mezzo all'acqua, o sai che bene che si sta da goduria. Io l'ho fatto l'anno scorso a Caorle. Ero immerso in acqua fino a qua. Ma stavo da Dio. Perché allora, costumino senza maglietta, senza Basta, no, lì invece si è messo con la maglietta. Quantomeno l'arrivo. È un'idea formale. Poi, se vuole prendere la riva glielo porto qua. Bravo. No, stiamo calmi, che abbiamo quasi finito. Che non ci agitiamo adesso, manca poco. In acqua abbiamo la serie numero 3 con Zeno Tecchioli in prima corsia, se la giudica con 55-15 alla partenza la seconda serie.
Take your mark. Adesso di donne 16? 11. In acqua abbiamo la seconda serie. Al termine di questa seconda serie andremo a presentarvi gli atleti protagonisti della prima serie 100 stile libero ragazzi maschi. Intanto Marco Cesconi in terza corsia, 26,16 il suo passaggio davanti a Calvin Coetze per il Sudafrica, 26,84 in seconda posizione. Ultime bracciate di questa seconda serie con Marco Cescon 54,96. Presentiamo gli atleti della prima serie. In 1 parte Nicolas Benetti, Sport and Fitness. In corsia 2 per l'anno 2002, 2 medaglie d'oro ai Criteria nei 100 e 200 sia libero. Pier Giulio Roberto Bressan. Veneto Banca Montebelluna. Lane Free Riccardo Di Domenico, South Africa. In corsia numero 4 per la Sporting Club Noale, in questa gara il campione italiano giovanile. In Coppa Comen 3 argenti e 1 medaglia d'oro con la nazionale italiana giovanile Francesco Peron. In corsia 5 parte Andrea Zausa, Leo Sport. In 6 Marco Primo Guernier, Piave Nuoto. In 7 Mattia Dalfarra, Rosà. E in corsia 8 per l'anno 2002 ai Criteri all'argento nei 50 sia libero Michele Malievic. Take your mark. E dunque seguiamo questa prima serie con i 2 atleti più giovani in vasca, Bressani in 2, Malievic in 8, entrambi atleti classe 2002, entrambi medagliati ai Criteri di quest'anno. In corsia 4 invece Francesco Peron per l'anno 2000, ai Criteri ha vinto la medaglia d'oro in questa gara, così come l'ha vinta al Foro Italico di Roma, sempre nei 100 stile libero. Tornato da poco dalla Coppa Come con la nazionale italiana giovanile, argento in questa gara oltre che in quella dei 50 stile libero e 2 medaglie con le staffette 4% mista e stile libero. Francesco Peron detiene il record della manifestazione, 52,43 la scorsa edizione, lui saldamente al comando, 52,43 il tempo da battere, 51,91. Grande prestazione per lui, atleta categoria ragazzi, 51,91, nuovo record della manifestazione. Andrea Zausa 54,17, Riccardo Di Domenico 54,44. Take your mark. È zero questo. Non c'è problema. Vedi la fiera? Vedi che la fiera? Cazzo, cos'è sta roba? Mi ricordo che ho mezzo filo di roba ogni volta. E siamo passati dunque ai 100 stile libero femminili assolute, sono 14 le serie previste, in acqua la 14ª. Fa il riscaldamento, da mettersi sul costume. Un quarto d'ora a mettersi sul costume. Anna Battistella 1,05 e 67.
Pronto? Vado a sistemare la macchina perché... Sì, mi conoscevo fino a tanto Antonio dorme qua stanotte. No, non sta. domani è pure lui? No, non so. No, non sento. Alessandra Bonetto 1:03:30 si aggiudica la 13ª serie. La stanno preparando in segreto per te. Ragazza, vai a indagare per cortesia. Subito. Non me ne vado, dove vai? Pick your mark. Sì, ma non Da so 3 è assente. non so se ritorno si va ad indagare con la nel senso, dai, se mi fermo la la 3, vero? Sì. Dopo, quando in chiusura, ricordo che domani si inizia alle 9 le gare, quindi il riscaldamento sarà alle 8. Facciamo una pista in modo... No, ma stasera torni a Mestre. Laura Petrolli 1:03:40 per aggiudicarsi la 12ª serie. Dorme con me, tocca a lui stasera Ai ai ai, che male, che male. Pick your mark. Salvatore, quanti fogli che hai fatto? Ah, guarda che sei un 9:30, 15. Sofia De Faveri 1:04:38 si aggiudica l'11ª. E anche domani 2 fogli guida. Pick your mark. Ma è assodato che il nostro elettrodo oggi no, domani in dubbio, non mi accorgermi delle cose. Domani forse sì, forse no, oggi sì. Prendiamo 18 euro.
Maria Sole Trevisan 104,94 si aggiudica questa serie. Speaker Mark. Ultime bracciate della serie numero 9 con Federica Sanna 1-0-3 e 0-6. Speaker Mark. No, l'ho mandato per me. Che ha fatto 10 ore, 7 ore, e dai 7 di stamattina che siamo arrivati, ieri sera si chiede perché sono Ieri ho fatto 4 a 9. Mi ho buttato giù alla Allora Andrietto 1-0-2-63 per vincere la serie numero 8. Speaker Mark. Infatti. Ultime bracciate della settima serie, 100 stile femminili assolute. Agata Maria Ambler 1-0-2-93, meglio di lei Aurora Nosella 1-0-2 e 27. Speaker Mark.
No, Quello Chisa. perché bisogna far fatica? No! Io caro, perché le prime gare che passano. Le prime gare che passano perché prima Come vai? veniva dall'Australia, ci nasce a prendere di Allora, quant'è che è qua? la Liga d'Italia. E no, a Secchi, facciamo di gara quindi mi stiamo un pochino voglio far lavorare. Aurora Rigo 60 e 35 si aggiudica la sesta serie. Take your mark. Ci avviciniamo alla prima serie, in acqua abbiamo la numero 5, blocchi di partenza alla quarta. Al momento al comando della classifica c'è Aurora Rigo con 60 e 35, si conclude la quinta serie. Micheletto De Masse 60 e 90 per aggiudicarsela. Mi è sparita la giacca. Take your mark. Mi è sparita la giacca dalla sedia. In corsia 6. Arrivo. Forse quella prima. Sì. Grazie. Se no vediamo chi sale in corsia 6 prima. Però una volta di prima chi sale in corsia 6. Mi è sparita la giacca. Mi sbaglio, no? Quindi batteria prima c'era Matilde Veneto Banca. Intanto Aurora Rigo, che ha notato in corsia 6 in precedenza, ha smarrito la sua felpa della società Gabbiana. Chiediamo magari a un atleta, se per sbaglio l'ha ritrovata, di portarla qui in postazione microfonica, una felpa della società Gabbiano. Chiunque l'avesse presa magari per sbaglio può riportarla qui in postazione. Intanto Martina Marin 59-91 per aggiudicarsi la quarta serie. Take your mark. In acqua c'è la serie numero 3 dello stile libero femminile, in terza corsia Concetta Perroni.
59-33 va al comando della classifica provvisoria quando mancano 2 serie al termine. Take your mark. Serie seria. Dice la prima serie da sesta, poi sono Ma fai 9 per finire. Che legge non mi dici mai? In acqua abbiamo la seconda serie dei 100 stile libero femminili. Alessandra Agnoato 28-25 il suo passaggio a metà gara. Angela Sofia Roccio in quarta, corsia in seconda posizione. Vediamo come si conclude questa seconda serie prima di andare a presentare la numero 1. Se la giudica dalla settima corsia Irene Reato, 58-97. Dunque presentiamo le atlete protagoniste della prima serie, ultima gara del settore femminile, 100 stile libero. In corsia numero 1, ai criteri di quest'anno, l'argento nei 50 farfalla, Emma Auer, Leo Sport. In corsia numero 2 per lo stile libero argento a Roma 2015 nei 50 stile libero, Martina Franconetti. In terza corsia, ai criteri di quest'anno, è stata argento nei 200 e bronzo nei 400 stile libero, Ludovica Zarpellon, rosa. Al suo fianco in corsia numero 4 per la rappresentativa rosa, ai criteri di quest'anno, 2 titoli nei 50 e 100 stile libero, Euro Junior per lei nel 2014, Leire Casarin. In corsia numero 5 per la rappresentativa rosa ha preso parte al Festival Olimpico della Gioventù Europea, gli Euro Junior e ai Mondiali Junior, vincendo 3 medaglie internazionali, Giada Trentin. In 6 parte Laura Guidi, Sport and Fitness. In 7 Viola Magoda, Idros. In 8 Victorita Alexandra Bogdanici, Città Sport, Vicenza. Take your mark. E dunque in acqua abbiamo 6 atlete che in carriera hanno vinto almeno una medaglia ai campionati italiani. Anche Viola Magoga, che nuota in settima corsia, quest'anno è stata bronzo nei 50 farfalla. Leire Casarin in corsia gialla centrale numero 4, atleta classe 1998, Euro Junior per lei nel 2014, specialista dello stile libero veloce, vincitrice più volte allo Stadio del Nuoto di Riccione dei 50 e 100 stile libero. Leire Casarin 27-46, Giada Trentin 27-92, poi la Franconetti in terza posizione con 28-23, il record della manifestazione è 56-20. 56-20 il record della manifestazione. Leire Casarin ancora al comando dalla quarta corsia, conclude la sua prova col tempo di 57-81. Martina Franconetti è seconda in 58-33, per la terza posizione Giada Trentin 58-37. Salire. Take your mark. Io ancora ricordo che al termine del programma di questo pomeriggio, al termine dei 100 stile libero prima serie maschile, effettueremo tutte le premiazioni, quindi
Sartori, Mion, Guz, Aslan, Pestrin, Latifondi, Modolo, Pretto, Checci, attese in zona podio, così come gli atleti che devono essere premiati a categoria ragazzi assolute in zona premiazione. Settore maschile, sono 9 le serie previste, in acqua la 9ª serie, quindi ancora 8 serie a concludere il programma. Prima delle premiazioni conclusive si conclude la 9ª serie con Leonardo Santinon, 59,18 dalla 4ª corsia. Take your mark. Ma è normale che sia così luminoso. Luca Casteggini, 55,64, si aggiudica la serie 8. Take your mark. Valentina Brollo, piave nuoto, può ritirare il suo tesserino qui in postazione. Valentina Brollo. Ultime bracciate della serie numero 7, se la giudica dalla 6ª corsia Alessandro, dalla prima corsia Christopher Gessi con 56,12. Take your mark. Ultime bracciate della 6ª serie, 54,19, se la giudica Alan Roncolato dalla 3ª corsia. Avevo la presa prima.
Take your mark. Va in archivio anche la serie numero 500 stile libero maschili. Gilberto Sottana 53-80 si aggiudica questa serie. Take your mark. Stefano! Marco Lorenzon 53-33 per aggiudicarsi la quarta serie. Take your mark. In acqua c'è la terza serie che si conclude, al momento miglior tempo è 53-33, 52-70 Leonardo Bardini comanda la classifica provvisoria, alla partenza la seconda serie. Take your mark. Fabio Rossi 24-61 il suo passaggio, Dylan Bosch in quarta corsia 24-91 all'avviata dei 50 metri, questa seconda serie. Siamo già alle ultime bracciate. Se la giudica dalla terza corsia Stefano Vacilotto con 52-06.
E noi andiamo a presentare quella che è l'ultima gara di questo pomeriggio, la prima serie 100 stile libero maschili. In corsia numero 1 parte Clayton Jimmy South Africa Team. In corsia numero 2 per il gruppo nuoto Fiamme Gialle, vincitore di 7 titoli italiani assoluti, primatista dei 50 vana, qualificato per i Giochi Olimpici di Rio, finalista agli europei, campione italiano assoluto, Andrea Toniato. In corsia numero 3 ha partecipato ai mondiali di Kazan, qualificato per i prossimi Giochi Olimpici per il Sudafrica, Miles Brown. In corsia numero 5 anche lui per il team olimpico del Sudafrica, Douglas Erasmus. In corsia numero 6 anche lui atleta del Sudafrica, anche lui qualificato per i Giochi di Rio, Calvin Justus. In corsia numero 7 ai criteri di quest'anno la medaglia d'oro nei 200 farfalla, 5 medaglie internazionali per lui tra 2012 e 2014, Mattia Zuin, nato di nuoto 74. E in corsia numero 8 parte Manuel Frigo, rossa. Take your mark. Dunque l'acqua la prima serie in corsia numero 4, l'assenza di lusso di Chad Leclerc che probabilmente domani troveremo nei 100 farfalla. Intanto seguiamo questa prima serie, record della manifestazione 51,14 di Mattia Zuin, edizione dell'anno scorso, passaggio a metà gara Douglas Erasmus 24,11, Miles Brown 24,50, Manuel Frigo dall'ottava corsia 24,60, ma siamo già agli ultimi 25 metri di questa prima serie maschile dei 100 stile libero, atleti ancora molto compatti sulla stessa linea, vediamo come si conclude, forse in corsia 5 leggermente avanti Erasmus, attenzione anche a Brown, Erasmus 50,72, nuovo record della manifestazione per aggiudicarsi questa prima serie. Calvin Justus è secondo in 50,79, Miles Brown è terzo in 50,81. Dunque 3 atleti in 9 centesimi, tutti targati Sudafrica, li attendiamo in zona podio, così come tutti gli altri atleti e atlete che devono essere premiate, li invitiamo in zona podio, siamo quasi pronti per effettuare le premiazioni conclusive. Io intanto colgo l'occasione per ringraziare i giudici del gruppo ufficiali gara Regione Veneto, ringrazio i giudici arbitri Lucia Lucchetti, Salvatore Giordano, ringrazio i giudici di partenza Mirko Antonioli, Giuseppe Battistella, il coordinatore Antonio Fracas, ringrazio i cronometristi della sezione di Venezia con il capo servizio Marco Riato, ringrazio anche il medico di servizio Alvaro Carranza, i paramedici di San Donà di Piave, grazie al nostro DJ Riccardo Daniel e ai ragazzi della Sightland che hanno curato il servizio streaming, grazie davvero Giuseppe, Alessio, Daniel e Riccardo, preziosissimo il loro lavoro, ricordando che il sito di riferimento è www.finveneto.org e ricordando che il programma di domani partirà con le gare previste alle ore 9, vasca a disposizione probabilmente dalle ore 8 per il riscaldamento, inizio delle gare alle ore 9.